Sabato 1° marzo il Partito Democratico organizza una grande manifestazione, una grande iniziativa dedicata al sociale. Sì, è una risposta alla manifestazione organizzata a fine dicembre da parte delle cooperative, delle associazioni del volontariato. Hanno organizzato una grande manifestazione a Padova chiedendo attenzione per i diritti e la dignità di tutte le persone, soprattutto le persone non autosufficienti, le persone disabili. Allora, in vista della convocazione del Consiglio regionale sul bilancio di previsione 2014, noi con la manifestazione di sabato 1° marzo alle ore 10 faremo le nostre proposte proprio per salvaguardare i diritti delle persone non autosufficienti, disabili, i minori maltrattati, frutto di abuso, le vittime della tratta. Vogliamo salvaguardare le persone che si trovano in disagio dal punto di vista occupazionale. Allora faremo le proposte proprio per dare una risposta, la risposta che il Veneto si merita, una risposta che salvaguardi tutte le persone, non che distingua le persone in classi privilegiate e in classi meno privilegiate e faccia pagare il prezzo della crisi a chi è più fragile e vulnerabile.